Amici bellini, video per riconnetterci, visto che ieri con la live, insomma, 6 ore di live, non è proprio il caso, però oggi lo rifaccio, è una questione incredibile. Parliamo, insomma, Rachmani, De Bruyne, Elmas, eccetera, eccetera. Cominciamo. Facciamo giusto un recap generale. Io ringrazio quelli che hanno avuto lo stomaco di guardare una live che era anche molto muta. Io non l'ho considerata una live, l'ho considerata un dietro le quinte, cioè tenevo una cosa da fare e ho aperto le porte del mio studio a chi volesse perdere un po' di tempo. Do il benvenuto ad Antonio Parisi e ringrazio tutti quelli che costantemente mi supportano con i like, con i commenti, iscrivendosi al canale. Siete straordinari. Oggi, stasera, io lo so che c'è la partita dell'Italia, ma anche, voglio dire, simbolicamente non ne parliamo. Diamo solamente un occhio per quanto riguarda la situazione infortuni, cioè a fine partita. Se voi tenete un po' di tempo da perdere e volete fare una cosa diversa, l'asta di oggi mantra è con gli amici abbonati bellini, quindi facce, voci più riconoscibili. Siamo tra di noi della community e facciamo, io farò non il battitore, io farò lo spettatore, il raccontatore dell'asta, perché la faccio congiunta con un amico bellino, quindi farà lui l'asta e posso connettervi con voi, insomma, più commentare, rispondere ai commenti, insomma ci divertiamo. E andiamo a capire che è successo. Allora, io ero in asta, ho preso De Bruyne, poi De Bruyne fa una doppietta incredibile. Guarda come vola, guarda, ma non era un vecchietto. Sembra quei gangster irlandesi che gli fanno i film quando vanno in America. Ma serio? Ma serissimo. Vabbè, vecchio. È vecchio, non vale. Comunque secondo me il timer è basso, ma senza polemica, senza scherzo ragazzi, secondo me c'è poco tempo. Se uno ti lagga un secondo c'è un problema. Io per esempio la Batturam lo volevo pittare ancora, ma l'app aveva proprio buttato. No, lo so, per quello che suggerivo certe cose prima, perché lo so com'è, però vabbè. Quindi tra le buone notizie, la cattiva notizia è quella di Rachmani, ma noi col cavetto andiamo a vedere. Se ci spostiamo di qua, ho aperto X e ho trovato questo, c'è un po' di regret. Manchester City, gol e assist questa stagione 5. Kevin De Bruyne, gol e assist questa stagione 5, che fa pure un assist. Wow, semplicemente wow. Il gol che fa dove toglie le ragnateline degli moscerini dall'incrocio è un gol che fanno in pochi al mondo. Il secondo se la porta avanti, grande inserimento, deve stare più vicino alla porta possibile, lo ripeto, l'abbiamo ripetuto quando è arrivato, più vicino alla... Io lo capisco che lui, avendo la grande qualità che ha, può dare una mano allo Lobotka in fase di impostazione, può illuminare il gioco, sì, però più vicino alla porta possibile. Non si deve pestare i piedi con McTominay, capiamo tutto, è bello, è bellissimo, deve stare... È giusto che McTominay arrivi fino in fondo, no? Ad occupare l'area e che lui stia al limite dell'area. La libertà, ma Antonio Conte non ha bisogno di niente, sa tutto e si sa come dobbiamo sfruttarlo al massimo delle sue potenzialità. Contemporaneamente Elmas ha fatto un gol. Io posso avere un diamante o un collier di brillanti e decido di prendere bigiotteria. Avevano un collier di brillanti e hanno deciso di scaraventarlo dalla finestra. Posso dire ha fatto un gol alla Elmas, perché lui questi colpi nel breve, la serpentina nel breve ce l'ha sempre avuta e l'ha fatta. Poi non lo so, secondo me Elmas è stato uno dei più sottovalutati della storia recente del Napoli. Io spero semplicemente che si metta a disposizione di io credo che Conte un Elmas in questa forma lo utilizzi e lo utilizzi alla grande. Può rappresentare proprio quell'ondoie, caratteristiche che ha caratteristiche offensive, ma sappiamo che la fase difensiva la fa e non si fa problemi. Quindi io credo che si potrebbe anche cominciare, vediamo come torna in forma dalle nazionali, ma possiamo secondo me cominciare a considerarlo alla pari dei 4 centrocampisti che devono stare tutti insieme. È chiaro, McTominay si fa preferire, però se vuoi giocare 4-3-3 Elmas lì secondo me ti può dare una grande soddisfazione. Fa un gol straordinario. Ha giocato anche Lobotka, ma non sappiamo di niente. Sappiamo che sta tornando Olivera, che essendo stato niente di grave, però essendo stato ammonito era diffidato, quindi salterebbe la prossima partita. Torna prima Olivera. E per quanto riguarda Rachmani ci hanno confermato onestamente quello che sapevamo tra le 2 e le 4 settimane, quindi
potrebbe dover saltare proprio la partita con il Manchester City. Ragazzi, non lo so se ve ne rendete conto, ma la partita col Manchester City è dietro l'angolo. Sabato con la Fiorentina, ovviamente. Partita, già cominciamo a confrontarci con una squadra molto interessante, molto forte. E poi subito si va di giovedì. Attenzione, non vi distraete, non è una partita di Europa League e Champions, ma di giovedì Manchester City-Napoli. Poi arriva il Pisa, quindi abbiamo la prima. E tra l'altro mi ha avvertito il buon Francesco Perrone sul gruppo degli abbonati, capita la partita col Pisa proprio durante la premiazione del pallone d'oro, quindi McTominay, quindi Conte, che dovevano essere lì tra quelli nominati. Purtroppo non penso potranno presenziare. Non bello che ci sia capitata questa cosa, perché meritavano di fare una sfilata anche loro, ma tant'è. Mi è arrivato un messaggio: ho letto che il Napoli ha venduto Colisacco a una squadra che, ma il calciomercato non è chiuso. Sì, e qua ne approfitto, amico mio, per aggiungere anche questa notizia. Sì, però dipende da quelli che comprano. Quando sappiamo che, per esempio, noi abbiamo sperato l'anno scorso in extremis il fatto di Osimhen, anche col mercato chiuso in Italia, se li possono comprare da te non li puoi sostituire. Comunque Colisacco mi pare sia un prestito con diritto di riscatto, e quindi sì, tanto non ci aveva mai puntato onestamente Conte, quindi in teoria ci cambia poco. Ma questo è quanto, come si parlava ancora, magari Lookman può uscire ancora perché ci sono gli altri mercati aperti. Non si sentono di notizie, quindi che facci puntare? Ci avete puntato su Lookman? Che avete fatto? Abbiamo letto tra l'altro di Torino-Napoli, trasferta vietata. Cominciamo molto bene. E oggi ovviamente un occhio anche a Højlund, a McTominay con Gilmour e gli altri, non la voglio nemmeno nominare, vabbè, e Meret, insomma, Di Lorenzo, Politano, e andiamo a capire. Vabbè. No, e sapete perché? Perché vado in freva che Lang continua a non giocare e vorrei vederlo esplodere. Io ci credo molto ed è lui che ha sostituito quella. Se mi esplode Elmas in casa di nuovo, comunque resto contento. Lo aspettiamo Lang. Non ci credo, hanno dato l'autogol, non hanno dato il gol a Elmas. Che peccato. Vabbè, come vedete quella linea dritta è tutta una serpentina dove si fa tutti i difensori. Che peccato. Comunque, partitasso anche di Elmas. Incredibilezze di Kevin De Bruyne con 10 di sofascore, cioè non si vedono tutti i giorni cose del genere. E dai. Insomma, vi rimando, se avete piacere, di passare un po' di tempo insieme stasera, perché parlerò stavolta, non devo concentrarmi sull'asta, quindi posso parlare con voi. E passiamo un po' di tempo parlando di calcio, parlando di fantacalcio. Il fantacalcio è una scusa per parlare di calcio, per darvi finalmente, visto che ho finito tutte le aste, tutte le cose di tutti i miei fantacalci, posso finalmente dirvi quello che penso di ogni giocatore. Sembra quasi che sai, poco. Allora, della Serie A, e andiamo più nel profondo. Poi ci sono altri contenuti che mi state chiedendo e che io vorrò fare. C'è un recap generale di quelle che sono state le spese, l'impatto al bilancio, perché si sta facendo un po' di confusione. Leggo alcuni giudizi che, insomma, voglio studiare bene e darvi il migliore contenuto possibile al riguardo, perché c'è curiosità. E quindi state tuned, che ci divertiamo moltissimo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio e vi bacio. Adesso che premo rec, cioè che ho finito di fare rec, è uscita un'altra notizia.